In apertura il nuovo percorso finanziato dalla Regione Veneto per ottenere il titolo di maestro artigiano. Aperte in questi giorni le iscrizioni per tutti gli imprenditori interessati. Un percorso finanziato dalla Regione Veneto con la regia operativa di Istituto Veneto Lavoro per ottenere il titolo di maestro artigiano rivolto agli imprenditori con una particolare sensibilità alla trasmissione dei saperi e alla crescita personale e professionale. Da marzo dello scorso anno la figura del maestro artigiano è riconosciuta per legge. La Regione infatti ha istituito questo titolo che non è solo un riconoscimento, ma assume anche un valore concreto. Si legge: il maestro artigiano è colui che, disponendo di un'adeguata esperienza professionale, possiede le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'impresa, oppure a gestirla autonomamente, e un'elevata attitudine alla trasmissione delle competenze. Essere maestri artigiani è un grande onore. Confartigianato Vicenza è da molti anni che riconosce questo titolo a degli imprenditori che sanno dedicare il proprio sapere ad altre persone. La Regione del Veneto è da oltre un anno che ha istituito questo titolo. Ci sono già molti imprenditori vicentini che hanno ottenuto questo riconoscimento. Invito i colleghi imprenditori a contattare la nostra associazione per valutare se sono in possesso di questi requisiti. Altrimenti c'è la possibilità di fare della formazione per poter raggiungere questo prestigioso titolo di maestro artigiano, che è un valore aggiunto per la nostra società. A livello provinciale sarà il Cesar, ente di formazione di Confartigianato Imprese Vicenza, che accompagnerà le aziende negli appuntamenti in calendario, in cui si affronteranno i diversi aspetti dell'impresa. In questi giorni si stanno raccogliendo le domande di partecipazione, fino al 3 luglio, mentre il via agli incontri è previsto per l'autunno. Il percorso Diventa anche tu maestro artigiano si rivolge a tutte quelle persone che attualmente sono o soci o titolari e che precedentemente potevano essere anche solo dipendenti e che da 5 anni svolgono la stessa medesima attività e in questo caso fa testo il codice Ateco di riferimento dell'attività aziendale. Il percorso consiste in una serie di step e di moduli formativi che si suddividono in 4 ore di accompagnamento e coach per scegliere le tematiche e il percorso che si andrà a fare, 52 ore di moduli formativi che potranno essere svolti anche a distanza con moduli brevi dalle 4 alle 6 ore e in 3 weekend formativi a livello provinciale, quindi che verranno svolti nella provincia di Vicenza. La regia è completamente regionale perché si basa su finanziamento regionale, su un bando regionale e attraverso l'organizzazione di Istituto Veneto per il Lavoro. A livello provinciale poi si svolgeranno i weekend formativi. Le tematiche che verranno affrontate sono quelle della gestione aziendale, dell'organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane, soft skills e della valorizzazione dell'impresa. In particolare questo percorso si rivolge a tutte le persone che vogliono crescere professionalmente e hanno una sensibilità spiccata anche nel voler trasmettere la propria attività e i propri saperi alle persone più giovani. Al termine del percorso in cui bisogna sostenere e frequentare almeno il 70% delle ore si sosterrà un esame a valenza regionale che darà appunto i requisiti per il titolo di maestro artigiano. Per maggiori informazioni potete consultare il sito confartigianatovicenza.it o chiamare il Cesar allo 0444 16 85 88. Per altri contenuti video cliccate sui riquadri qui a fianco e per rimanere sempre aggiornati cliccate il pulsante sul tasto iscriviti. Grazie per la visione.